signori, nell'episodio di oggi, come potete vedere, andiamo ad aprire una nuova stampante 3D della LGO, nello specifico il modello Saturn S, che non è la Saturn 2, si chiama Saturn S, e mi servirà per realizzare un progetto che vedrete in futuro. Andiamo a aprirla immediatamente. Oggi il corriere che me l'ha portata, tra l'altro, è il primo sgarbato che incontro. È proprio... mi ha lanciato letteralmente il pacco. Per fortuna che è imballato bene. Allora, protezioni, scatole, pezzi, cosi, pezzettini, pezzettoni. E poi niente, raga, come sempre troviamo già... dovrebbero usare tutte le squadre. Funzionano, Dio! Allora, come ogni stampante della LGO arriva col suo kit, dentro il kit troviamo differenza delle altre stampanti, questa qui ha il purificatore d'aria integrato USB. Dopo ve lo faccio vedere meglio. Guanti, spatole, chiavi, corde, chiavetta USB, pinzette e tutto, solita dotazione standard, a parte appunto il filtro che vediamo dopo. La Saturn è il modello, uno dei modelli con l'area di lavoro più grande della casa LGO. La Jupiter mi sembra che abbia un monitor ancora più grande, però lì parliamo proprio di stampante 6K o 8K, addirittura con un monitor da 13 pollici, cioè roba veramente industriale. Questa mi sembra che, a differenza del modello precedente, la Saturn, questa abbia un monitor leggermente più grande. So che sta per uscire anche la Saturn 2, che spero di poter testare onestamente, perché avrà c'è qualcosa qua dentro. Certo! Madonna che piattone. Uscirà a breve anche la Saturn 2, che a differenza di questa avrà ovviamente la vasca un po' più grande, compreso il display. Questo mi sembra che sia 9 pollici e qualcosa, e un monitor di risoluzione 4K, mentre la Saturn 2 che uscirà avrà un monitor da 8K, quindi risoluzione ancora più alta, oltre ad avere un aspetto che è molto simile alla Mars 3. Tutto questo coso scatolone quadratone non ci sarà e avrà un'altra forma più particolare. Wow, ecco, mettete il grasso qua, bello, però ecco che miseria, già fatto, già, vada. A differenza anche delle altre che ho provato, qua abbiamo un vetro temprato che va a proteggere lo schermo. Poi pellicolina davanti, il filtro che dicevamo prima va inserito proprio qua dietro. Sul retro quadra stampante, come potete vedere, c'è un piccolo cosino che si toglie, copre una porta USB che è proprio quella che abbiamo qua sotto, scritte in avanti, 1, 2, 3, fatto, installato. La presa USB invece per la chiavetta si trova qua a lato. Per il resto ha due ventoloni, molto simile alla Saturn modello precedente, ma leggermente migliorata, un po' come gli iPhone, no? Questa è la serie S, che è Special o Super Tega o Special Tega. Solita cosa prima di andare a stampare è regolare il piatto. Per chi non ha mai avuto una stampante resina, per regolare il piatto molto semplicemente si va a mollare lo snodo che abbiamo qua sopra. Ovviamente andiamo pellicolare il nostro ripiano. Una volta accesa andiamo su tool, andiamo su manuale e spostiamo su un bel po' l'asse. Nella confezione vi danno anche il foglietto qua per livellare il vostro piano, quindi vi basta metterlo sotto fino ad arrivare a questa linea qui. Andiamo giù di 1/10 alla volta, perfetto. Indietro, si va su 7.0, conferma e basta, ragazzi. Va a alzare di nuovo il piatto e siamo già pronti per stampare. Andiamo semplicemente a installare il nostro piatto e siamo pronti. E dopo 2 orette buone ho sistemato la stampante. Vi faccio vedere. Questo qui in definitiva è diventato il mobile delle stampanti a resina. Lascerò 1 e 2 qua, la Saturn tutta a destra perché, come vedete sotto, ho le stazioni di cura con la sua mensolina per farle uscire, fare, brigare e poi rimetterlo dentro, tutte collegate ovviamente alla corrente.
Qua lascerò lo spazio per poter lavorare, in modo tiro via la stampa, tolgo i supporti, mi faccio questo. Come vedete qua dietro non c'è più nessuna ciabatta, non c'è niente, ci sono solo questi 3 filetti che escono, 1, 2, 3, con la sua etichetta Mars 3, Mars 2 e Saturn S. Magari più avanti lì sopra metterò una mensola o un pannello dove appendere tutte le cose, mentre qua sotto l'ultimo ripiano qua è diventato tutto la raccolta cavi, ciabatte, cose, arrivano tutti lì. Mando subito in stampa qualcosa e poi vi faccio vedere il risultato. Per testare la stampante ho deciso di andare a cercare un modello STL che ovviamente ho scaricato su Thingiver's, trovate in descrizione il link. Ho voluto cercare qualcosa di particolare, qualcosa che non avevo mai stampato e soprattutto non volevo stampare un action figures perché non sono un appassionato e non me ne faccio niente. Beh, vi dirò con tutta onestà che non mi aspettavo minimamente di ottenere un risultato del genere. Cioè, è una maglia in tutto e per tutto. Sono rimasto veramente stupefatto. Come avrete notato ci sono stati dei piccoli cambiamenti qua nel frattempo in lab. Quello scaffale verde che lì prima era qua davanti e c'era anche una cassettiera che ho portato di là in studio. Qualche settimana fa è passato a trovarmi Gabri, abbiamo lavorato insieme su qualche progettino e gli ho chiesto di darmi una mano a spostare tutto questo scaffale nell'altra parte. No, non tocca, l'avrò tirato su in qualche modo. Mettilo su un fianco. Aspettalo. Facevo da aspettare che ero così. Andiamo via. Via! Piano. Non riesco a camminare. Come la vedi? Non puoi tirarlo su. Aspetta, tranquilla. Ah, hai perso anche i piedi, hai perso. Se non avessimo avuto quelle gambe lì... Ma adesso noi facciamo un gambetto al contrario. Aspetta un attimo. Bravo. Aspetta, possiamo provare a fare le gambe. Ecco, bravo, sì. Però adesso non faccio idea. Fai il giro da fuori. Perché adesso il giro da fuori? Che metti lì? Turnica. Ma c'è la porta! Ah, e non si può togliere? No. E poi comunque c'è tutto il muro turnica, bisogna togliere almeno un'altra gamba. No, troppo, indietro. No, butta. Aia, tira giù, butta giù. Tranquillo, vai così, guarda. È più difficile. Ma vi faccio vedere velocemente adesso la stanza stampanti laser, in generale la stanza della prototipazione, un po' come è cambiata. Allora, confusione a parte, ho messo da questa parte qui lo scaffale della saldatura, comunque il mio banco da elettronica che avevo costruito anni fa. Ho riposizionato qua tutti gli accessori, sopra qui ho montato di nuovo la Ender 3, mentre qui alle spalle troviamo il mobile che ho dedicato interamente alla stampa a resina. Ora la disposizione è ancora mezza provvisoria, penso di spostarlo un po' più in là, poi da qui alla porta mi manca 1,20 m che magari riempirò con qualcosa. Non so se avete suggerimenti, in questa stanza mi piacerebbe metterci anche altre attrezzature, spero di farci star tutto. Sarebbe bello in quest'angolo qui, dalla porta al mobile della stampante a resina, mi piacerebbe fare un rack da terra a soffitto, uno scaffale per intenderci, dove mettere tutte le stampanti a filamento, così ho una parete dedicata solo a quello. Mentre di là dove c'è lo studio non ho fatto troppe modifiche, ho montato solamente una scrivania provvisoria, ma vi darò sicuramente aggiornamenti presto dallo studio perché ho dei progettini in mente che sono veramente chicca, per cui se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti, attivare la campanella così non ti perdi tutti i prossimi lavori. Ovviamente il link della stampante e dei prodotti che avete visto li trovate qua sotto in descrizione. Io sono ancora stupefatto dell'idea di aver fatto una maglia con la stampante e mi è venuta una malsana idea di fare qualcosa di un po' più spinto usando questa tecnica qua. Se sei arrivato fino alla fine di questo video, commenta con questo emoji e dimmi quale progetto malsano ti può venire in mente da fare utilizzando questa tecnica da maglia, diciamo. Ringrazio ovviamente i Patreon che continuano a sostenere questo mio progetto. Se vuoi in descrizione trovi tutti i link per partecipare, ovviamente trovi anche il link per questo fantastico merch, tutto qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio come sempre e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.